Non è un pessimismo, è tutt'altro, in realtà è mera riflessione, ci sono una serie di messaggi che, come dicevo prima, che per chi vuole passano, altrimenti rimane la struttura di un racconto fantascientifico. Sì, Però, per esempio c'è il protagonista principale, Paolo, no? Sì. Che ha la percezione che il mondo è finito, che le scorte alimentari, che eccetera, che potrebbe resistere ancora 15 giorni, però continua a lottare perché l'uomo è nato per lottare anche di fronte all'imponderabile. Diciamo, tu nasci, sai che muori sperando 80 anni, lì sai che muori dopo 10 giorni, ma la distanza tra te e la morte, tra il problema della fine è lo stesso, solo che nella vita è dilatato in una esistenza completa, lì viene concentrato in poche ore, pochi giorni, no? sì, sì. A proposito di temperature, che mi ha fatto venire in mente questa cosa, che la nostra regione è quella che ha subito il più alto innalzamento di tutta Italia, che è un grado in realtà medio nell'arco dell'anno, però concentrato in fenomeni estremi, quindi soprattutto nei periodi estivi, no? Da una parte. Dall'altra sì, il problema tutt'al più è che è nostro, non dobbiamo magari tanto preoccuparci per la vita, perché quella continuerà per gli affari suoi, molto probabilmente siamo noi che ci stiamo mettendo nelle condizioni difficili.